Giovedì 2 marzo 2023, nella sala del Comune di Rosolina, si è tenuto il primo incontro per determinare il presidente e il direttivo del nascente Circolo di Fratelli d'Italia. Nasce con la missione di rendere incisiva l'azione politica del movimento guidato da Giorgia Meloni. Il nuovo circolo sarà guidato da Leo Patrian, già attivissimo esponente di Alleanza Nazionale, che ha presentato la sua squadra composta da giovani e promettenti membri come Riccardo Bergamin, Enrico Finotto, Moreno Vianello e Paolo Fabbris. Il coordinatore provinciale Alberto Paterniani ha sottolineato l'importanza di creare circoli radicati nel territorio per sostenere la coerenza del partito e la forza trainante di Giorgia Meloni, che ha permesso a Fratelli d'Italia di diventare il primo partito italiano. Il circolo rappresenta un'importante aggregazione ed un luogo di confronto per chi si riconosce nei valori della destra e sarà uno strumento per rendere incisiva l'azione politica del movimento. Il sindaco di Portoviro, Valerio Mantovan, ha sottolineato il ruolo decisivo del Delta nell'economia della provincia di Rovigo e la necessità di un'unione sempre più incisiva delle componenti della destra. Ivano Gibin ha ribadito di sentirsi in sintonia con Fratelli d'Italia, nonostante arrivi da altre esperienze politiche, e ha elogiato il partito come l'unico in grado di far uscire l'Italia da decenni di immobilismo. Alessandra Patrian, assessore del Comune di Rosolina, ha sottolineato il ruolo di Fratelli d'Italia all'interno dell'amministrazione comunale e la perfetta sintonia con gli altri componenti del centrodestra che sostengono il sindaco Grossato. Io dico che invece noi siamo troppo impegnati a non sbagliare, perché quando la gente ha delle grosse aspettative è anche facile sbagliare. Adesso Santa Meloni, ragazzi, tutto quello che tocca diventa oro, però se un piccolo errore o lo fa o la inducono all'errore, se noi siamo forti sui territori riusciamo ad ammortizzare questo colpo e riusciamo anche a dare forza. Fratelli d'Italia è un partito che è nato quando nessuno ci avrebbe mai scommesso una lira. Poche persone hanno avuto la lungimiranza di stare qui e appunto di pensare che questa forma di organizzazione potesse in qualche modo dare delle risposte concrete alle esigenze reali che la gente appunto rappresenta tutti i giorni, e il tempo ci ha dato ragione. Quindi io ringrazio naturalmente sia chi è qui dalla prima ora, ma anche tutti quelli che si sono avvicinati, perché spesso esporsi in politica non è semplice, non è facile. Anche solamente essere qui stasera vuol dire appunto che noi in qualche modo dedichiamo del nostro tempo per la nostra collettività, e questo fa onore a tutti voi naturalmente. Io non rubo altro tempo, oggi nasce un circolo importante, in realtà possiamo dire che il circolo già esisteva ma oggi viene ufficializzato, un circolo importante che riguarda un'altrettanto città importante della nostra provincia, perché ragazzi, diciamoci la verità, il Delta rappresenta una buona parte anche dal punto di vista economico della nostra provincia, quindi è giusto che venga rappresentata, è giusto che noi manteniamo sempre un contatto diretto con la cittadinanza, un rapporto vicino, istituzione cittadino, e il compito appunto di mantenere questo rapporto così stretto è nostro, è di tutti noi. Dopo tutti questi anni per me è un onore gestire ancora, questo circolo che presto forse cambierà, ma finora siamo qua presenti. Il nostro intento è di puntare sui giovani. Rosolina punta forte sui giovani, perché i giovani sono il futuro. Siamo una bella squadra e mi fa molto piacere questa sera di vedere tante facce che una volta facevano parte di Alleanza Nazionale e adesso sono i fratelli, quindi speriamo di recuperare, perché a quel tempo, io ero il responsabile, eravamo in 180 iscritti, quindi non era poco. Le persone ci sono, dopo si sono allontanate per valessere, tra virgolette, però siamo ancora in grado di recuperare.